Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Lucia Ferrari, medico specialista in cardiologia, lavoro presso il servizio di attività motoria della nostra USEI Euganea. Oggi vi parlerò di un particolare fattore di rischio cardiovascolare, qual è il diabete. E in che termini vi parlerò di diabete? Nei termini legati alla mia pratica clinica quotidiana, dove referti come questo mi vengono sotto mano praticamente ogni giorno. Questi sono gli esami del sangue di una donna del 1967, quindi non anziana, che non ha nessun fattore di rischio sotto cura e che ogni anno puntualmente mi presenta una glicemia attorno ai 104, 105, 110. Allora, noi sappiamo che esistono dei parametri molto chiari per fare diagnosi di diabete e questa donna non rientra in tali parametri, però quello che dovremmo ricordarci è che esistono anche delle condizioni in cui i livelli di glucosio del sangue non sono ottimali. Ad esempio, una glicemia a digiuno fra 100 e 125, che noi chiamiamo alterata glicemia a digiuno, è proprio una di queste condizioni. Quello che ci deve un po' far riflettere è che circa un soggetto ogni 5 che ha queste condizioni svilupperà un diabete a 5 anni. Questa bellissima e chiarissima diapositiva illustra i numeri del diabete in Italia nel 2016, in cui si vede che dal 1980 al 2016 si è passati a una popolazione affetta pari al 2,9% fino al 5,3%. Gli ultimi dati aggiornati in Italia vedono una prevalenza di diabete diagnosticato di circa il 5,9%, quindi c'è un trend che è continuamente, anche se lentamente, in crescita. Il legame tra il diabete e le malattie cardiovascolari è strettissimo. Infatti il diabete si può considerare una malattia sistemica che colpisce anche il sistema vascolare in maniera molto significativa. Anche se le malattie cardiovascolari, quali infarto, ictus e arteriopatia degli arti inferiori, non sono un'esclusiva del paziente diabetico, però ormai è noto sotto tutti i livelli che esse sono molto più frequenti nel diabetico rispetto a un paziente che non abbia una storia di diabete. Questo perché? Perché la presenza del diabete induce alterazioni a livello vascolare di tipo arteriosclerotico, cioè di fatto le arterie del diabetico invecchiano molto precocemente e questo insieme magari anche ad altri fattori di rischio fa sì che si arrivi a un terreno molto più facile per l'instaurarsi di quelli che sono poi i depositi di grasso, quindi i processi di invecchiamento che portano poi alla fine, presentano il conto al paziente sotto forma di infarti e di tutte le malattie cardiovascolari che noi conosciamo. Come prevenire il diabete? Come rallentarne il decorso dopo la diagnosi? Allora, tre sono gli assi cartesiani fondamentali sui quali ci si deve muovere. Il primo è la perdita di peso. Perché? Perché l'eccesso di peso è ormai dimostrato essere uno dei principali fattori di rischio di sviluppare diabete di tipo 2 e gli obesi infatti hanno un rischio 10 volte maggiore rispetto ai pazienti normopeso di andare incontro al diabete. Per questo è importante rivolgere l'attenzione alla dieta e al profilo dietetico di tutte le persone, perché chi mangia molto o predilige cibi ricchi di zuccheri semplici o grassi animali ha un rischio molto maggiore rispetto a chi consuma per lo più fibre o si sottopone a una dieta ipocalorica. Anzi, addirittura chi consuma una dieta ipocalorica si è visto che è in grado di prevenire un eventuale sviluppo del diabete. La dieta ottimale non si realizza solamente sulla scelta del tipo di cibo,
anche sulla quantità, e qua ho scritto cominciamo dalla spesa perché è da lì che varia la quantità e la qualità del cibo, e dagli orari di assunzione. Il secondo asse cartesiano è quello legato all'attività fisica. È più che noto che la sedentarietà è un fattore di rischio importantissimo per il diabete. Chi non svolge attività fisica o chi passa molto tempo davanti alla televisione non ha un profilo di rischio di sviluppare diabete molto più alto rispetto a coetanei che invece svolgono attività di fisica regolare. Il terzo asse cartesiano sul quale si deve muovere la prevenzione e il rallentamento del decorso del diabete è l'assunzione della terapia. Quindi terapia sia della malattia già diagnosticata che di tutte quelle fasi che i pazienti solitamente chiamano prediabete, noi chiamiamo alterata glicemia a digiuno, sui quali però l'uso dei farmaci può essere fondamentale. La terapia va assunta correttamente, quindi ai dosaggi prescritti, agli orari prescritti e monitorandone i risultati. In conclusione, il diabete è un problema molto importante, colpisce più del 5% circa della popolazione generale in Italia, vi è una predisposizione ereditaria, non è una malattia dello zucchero come pensano i pazienti, è una malattia vascolare e alla lunga quindi, essendo il sistema vascolare un po' l'autostrada di tutto il nostro corpo, colpisce tutti i distretti. Richiede attenzione per quanto riguarda alimentazione, controllo terapeutico, controllo del peso e pratica dell'esercizio fisico regolare. Invito tutti i pazienti a rischio di sviluppare il diabete o a diabete conclamato a fare una valutazione cardiologica specifica per capire anche l'impatto che la malattia o il profilo di rischio per quanto riguarda il diabete può avere anche sul rischio cardiovascolare.